Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornata, era un po' di tempo che non ci vedevamo. Patrizio Bertin, Presidente Confcommercio del Veneto, buongiorno, ben ritornato Presidente. Periodo molto impegnativo e faticoso, immagino, in modo particolare, ma anche di tensione in generale. Perché? Perché ci sono tante problematiche che sarebbero andate risolte con le aperture che ci sono state, per fortuna da noi almeno, perché poi vediamo altri paesi lontani che il Covid è ancora presente, sono ancora in situazioni di lockdown. Corea del Nord, vabbè, è terrificante, la Cina e non solo. Da noi si normalizza, ma in realtà non si normalizza niente, perché andiamo dalla padella alla brace. Con la guerra ci sono delle ripercussioni gravissime nei vari settori. Allora, cosa sta succedendo? Per adesso sembra tutto avviato, tutto che vada bene, c'è anche dell'ottimismo, perché per esempio il turismo, ci sono prenotazioni, i consumi si sono in qualche modo mossi, però c'è una grande incognita. Cosa temete voi? Beh, chiaramente è sotto gli occhi di tutti che il momento è molto particolare e molto difficile. C'è una guerra in atto alle porte dell'Europa e c'è una ripercussione sulle materie prime importantissima. Questo riguarda l'aumento delle bollette, ma non solo, riguarda proprio tutti quei settori che sono coinvolti in questa guerra. Poi qualcuno anche ci gioca in questo, diciamo, nel mondo della speculazione, e questo mette a serio dubbio anche la continuità del nostro lavoro, del nostro fare impresa, perché i consumi caleranno indubbiamente, perché anche le famiglie sono state gravate da dei costi aggiuntivi importanti nella quotidianità, e quindi sono tutte situazioni che noi pensavamo di aver visto il fondo con il virus, e invece adesso veramente stiamo soffrendo in maniera importantissima. Nessuno si aspettava una situazione di questo tipo. E noi siamo molto preoccupati, perché dopo 2 anni appunto di pandemia adesso entriamo su una situazione ancora più complicata. Parlavamo di guerra quando c'era il virus, sì, adesso adesso stiamo aspettando il dopoguerra per poter ripartire, per poter rimettere insomma, le nostre imprese in piedi. E questo per il commercio, per i servizi, per il turismo. Abbiamo visto 2 o 3 fiammate importanti, perché ci sono state le fiammate di Pasqua, sono state le fiammate del 1° maggio. Quindi ci sono stati andamenti anche bene. Ci sono stati andamenti positivi, ma è tutto anche, cerchiamo anche noi di fare un po' di analisi di questa situazione e vediamo che, insomma, calcoliamo che sono stati 2 anni che la gente non ha potuto spendere, quindi dai dati che abbiamo nei depositi bancari hanno accumulato appunto ricchezza, e adesso qualche capriccio se lo levano, però il mondo che sta veramente camminando su un binario molto pericoloso sta anche facendo i conti appunto con il domani. Quindi il domani la gente cosa fa? Nell'incertezza risparmia quelli che possono, certo. E quelli che non possono fanno i conti per arrivare a fine mese. Ma infatti adesso c'è stato si è realizzato in questi giorni, tra l'altro, che prima era stato preannunciato, però adesso si vede proprio un'impennata dei prezzi, dai prezzi della GDO, assolutamente sì, ma anche qualsiasi tipo di servizio. Sono stati proprio preannunciati quest'oggi aumenti addirittura del 74% per quel che riguarda i trasporti aerei, il che è un peso di non poco conto, ma i trasporti in generale e poi tutti i servizi, settore turistico. Questo non può non impattare in chi comunque ha un reddito di un certo tipo, che non è soggetto a variazioni al rialzo. Beh, senz'altro questa è la prima causa che impatta moltissimo anche per i redditi, quelli più bassi. È una situazione veramente drammatica. Specialmente, come si diceva, nei trasporti, anche i trasporti sono aumentati tantissimo, e quello che noi vediamo, gli aumenti che assaporiamo tutti i giorni, Madonna, tutto è aumentato,
dobbiamo anche calcolare che questi aumenti non sono fatti con la consapevolezza del vero aumento dei prodotti, ma il vero aumento anche del costo dell'energia e il costo appunto del gas. E quindi perché? Per un semplice motivo: noi le bollette le paghiamo alla fine e quindi non riusciamo oggi a stimare quanto sarà la bolletta e fare un conto economico preciso. Andiamo un po' a random, sapendo che non possiamo aumentare più di tanto per un semplice motivo: perché altrimenti i nostri prodotti resteranno in magazzino, perché la gente oggi spende in maniera diversa e con più attenzione. Più che altro c'è stata un po' anche il lockdown, che ha portato anche a dei cambiamenti di abitudini importanti, però ha insegnato alle persone a rinunciare. Cioè le persone, parlavo con alcuni che erano delle palestre, dicono che non c'è più l'iscrizione di una volta. La persona ha imparato ad andare ad arrangiarsi, a casa si è costituita la palestra, va a camminare, a fare trekking anziché running per esempio, che hanno un costo molto diverso insomma rispetto all'uscita mensile. Ha imparato a farsi dolce a casa, alla panificazione, per cui se vuole concedersi il lusso va, ma se no altrimenti rinuncia, cosa che una volta non era assolutamente dato per scontato. Sì, sì, e poi non ci dimentichiamo che chiaramente la gente sta acquistando anche online, e quindi anche questo è un altro problema che insomma lo stiamo vivendo sulle nostre spalle, sui nostri esercizi, sulle nostre attività, e quindi avere anche questa situazione che i governi non stanno mettere mano e non la stanno mettendo, okay? Questa è una concorrenza sleale nei nostri confronti. Questo lei ha detto una cosa importantissima, voglio tornare su questo aspetto. Un secondo solo, che c'è un messaggio che lo leggiamo, se gentilmente la regia, eccolo qui, ce lo rimette in onda. Carissimo Bertin, nonostante tutti gli aumenti, la gente esce sempre e va nei ristoranti e locali. Sabato era tutto pieno a Padova e sembra che la crisi non si avverta, si vede che sono tutti ricchi. Lo dicevo prima, la gente ha anche voglia di evadere da tutti i problemi che ci carichiamo. Oggi se apri il televisore o leggi i giornali parliamo di guerra, di morti, e sono 2 anni che parliamo di guerra e di morti. Uno oggi va anche al ristorante, però ricordiamoci che anche lì stanno attenti, e questo me lo dicevano i ristoratori: non partono dall'antipasto primo, secondo, selezione del vino, dolce, ma magari mangiano o un primo o mangiano un secondo, o un piatto solo. Fanno anche loro i loro conti. È inutile, i soldi non è che crescono. Però d'altro canto un secondo sono 16-20 euro, quello che una volta era un primo o un secondo. Sì, sono prezzi alti. Quindi sono prezzi alti, c'è poco da fare. Sono prezzi alti. Più il coperto, che Dio non voglia, prendi il dolce, siamo arrivati a pagare da 4, 6, 8, 10 euro una fettina di dolce, mi sembra un po' esagerato. È così, oggi è così. Siamo su un momento drammatico su tutti i punti di vista. Lei citava prima i governi, questo le chiedo. Perché siamo stati sollecitati anche a farlo da diversi telespettatori, non so se siano della categoria o cosa. Cosa fa l'associazione di categoria per cercare di affrontare questa situazione a livello governativo? C'è stato un raffronto, un confronto, in qualche modo si è arrivati, perché ovviamente dopo ci allacceremo anche a un altro tema nella seconda parte, del mondo del lavoro, che è correlato, però intanto questo dei consumi, dei calo e dell'aumento dei prezzi, per evitare poi di finire in deflazione, insomma. Sì, ma col governo noi stiamo dialogando quasi quotidianamente, perché è inutile, il problema è presente, lo sanno, lo conoscono, cerchiamo in questo momento. Quindi lo sanno, ne sono consapevoli. Di arginare, sì, ma adesso è solo di arginare una falla che chiaramente sta mettendo a dura prova il nostro Paese, e quindi la nostra associazione ogni giorno ha un incontro con il governo e con i ministri per capire come possiamo affrontare questo periodo. Se parliamo poi dell'automotive, che è un grande settore che sta veramente soffrendo in maniera
importantissima. C'è l'allarme di quest'oggi dei concessionari. C'è un allarme dei concessionari perché... Cosa sta succedendo? Ci spieghi bene? C'è una rivoluzione che ha varie sfaccettature, perché primo la mancanza appunto di microchip per le auto, quindi se tu vai a acquistare un'auto tu devi aspettare minimo 6-8 mesi, un anno addirittura, quindi non te la consegnano prima di un anno. Secondo, quindi la compri vecchia? Sì, ma secondo poi anche l'evento dell'elettrico, se noi guardiamo il nostro paese, dove noi siamo tra i più importanti fornitori di pezzi per il motore, okay, delle macchine, con la macchina elettrica questo sarà un bel problema da affrontare. Come ripiazzeremo queste aziende che si sono formate negli anni e hanno innovato, hanno fatto sempre più ricerca, oggi vengono accantonate di brutto, perché mi sembra che nel 2035, ho sentito parlare, ci saranno solo auto elettriche o a altre energie. Questo è un altro bel problema, quindi il settore, anche quel settore là, è un settore che sta alla finestra a guardare cosa succederà. Assolutamente. Questa è una bellissima crisi che noi dovremo affrontare, bellissima tra virgolette, esatto. Okay, che dovremo affrontare con molta serietà, però i governi devono essere preparati e pronti, devono avere il coraggio di affrontarla seriamente. Vediamo un attimo, c'è un messaggio che è arrivato prima, vediamo se la regia lo può rimettere in onda. Allora, qualsiasi cosa tu acquisti al supermercato è aumentata anche di pochi centesimi, ma nel calcolo giornaliero si arriva ad almeno 5 euro in più, che moltiplicato per almeno 300 giorni stiamo parlando di 1500 euro in più all'anno per le famiglie, e sono stato basso, ma questa è soltanto la spesa banale senza calcolare tutti gli altri beni. È verissimo, sì, ma è ancora prudenziale questa. È molto basso il calcolo. Sì, è ancora basso il calcolo. Si parla di 2.500-3.000 euro, almeno i dati che sono oggi pervenuti, no? Sì, ma al di là, io più le bollette. Guardo sempre i piccoli negozi perché diciamo è più il settore nostro, però io ho visto con i miei occhi delle bollette stratosferiche, bollette triplicate, cioè dove vado a trovare i soldi ogni mese se una bolletta mi è triplicata? Devo aumentare il prodotto, però non lo vendo. Infatti. Quindi siamo tra l'incudine e il martello, non sappiamo come difenderci da una situazione di questo tipo qua. Non è una situazione facile, o che domani si veda una prospettiva di dire beh dai, aspettiamo che magari a settembre si riparte. No, perché a settembre avremo il problema del riscaldamento, come affrontare sì appunto riscaldare la casa, come affrontare tutta una serie di problemi che avremo. Non voglio essere pessimista o catastrofico, per carità, però è un momento molto particolare e molto difficile. Noi le risposte purtroppo non le abbiamo, in questo senso devono essere appunto i governi che prima di tutto che finisca questa guerra, e lo speriamo tutti molto velocemente, che non sia solo un braccio di ferro tra potenze, ma che ci adoperi il buon senso per dire basta, mettetevi a un tavolo, trovate una soluzione, perché ne sta rimettendo tutto il mondo da questa situazione. E non parliamo dei paesi più poveri, parliamo dell'Africa, di altri paesi. Assolutamente, è drammatica la situazione. Ecco, lei accennava tra l'altro un discorso che sta travolgendo tutto. Avete mai avuto modo, non dico un confronto, però di sapere qual era il polso della situazione in altri paesi europei? Sempre per quel che riguarda la vostra competenza, commercio, servizi, turismo, come sta andando? Perché effettivamente lei dice l'informazione ci dice sempre quelle 2 o 3 cose, per cui guerra, Covid, morti, feriti, è in trincea e sembra che non succeda altro, invece altro succede. Sì, beh, negli altri paesi chiaramente noi come Italia siamo sempre i soliti fortunati, in questa situazione siamo quelli che la pagano più cara questa guerra. E negli altri paesi hanno avuto più attenzione, avendo un'autonomia anche dal punto di vista nucleare. Parliamo della Francia o della Germania, che loro hanno appunto il carbone, la Francia ha le centrali nucleari, in Slovenia, e quindi loro non è che non stanno soffrendo, per carità, stanno soffrendo anche loro la situazione, però la vivono un po' meno drammatica. Noi dipendiamo da tutti, il nostro petrolio, il nostro oro è il turismo.
dobbiamo portare gente qua, però anche con gli aumenti che abbiamo visto sulle tariffe aeree ancora e tutto, è difficile immaginare oggi che arriviamo a avere i dati del turismo del prima del 2019, insomma. Ricordiamoci che nella nostra regione avevamo 70 milioni di presenze. Allora, lei ha introdotto il tema turismo, che è molto importante ed è strategico perché poi è correlato anche ad altri, è un indotto anche per tante altre cose. Torniamo a parlarne, andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme e leggiamo anche i vostri messaggi.